Il terremoto scatenato dalla sentenza della Corte di Cassazione sugli autovelox non omologati potrebbe provocare un effetto a catena devastante con gravi danni per i bilanci dei comuni. Tutto è nato da un ricorso presentato da un cittadino di Treviso, multato per eccesso di velocità di 7 km oltre il limite dei 90 sulla tangenziale. La situazione non riguarda solo il Veneto, la batosta potrebbe arrivare anche in Friuli Venezia Giulia, dal momento che le rilevazioni di velocità sono effettuate su tutte le strade italiane con le stesse apparecchiature di Treviso. La gran parte dei comuni hanno gli impianti Vistared e anche sull'autovelox che sono sostanzialmente sia autorizzati che omologati. C'è una difficoltà in realtà in alcune altre situazioni comunali in cui c'è l'autorizzazione ma non c'è l'omologazione. Il comune di Latisana, che risultava essere il secondo per introiti dopo Trieste, nell'ultimo bilancio ha iscritto 1 milione di euro da introito di multe, che arrivavano in maggioranza dallo stradone che porta a Lignano. La cifra corrisponde alla metà dell'incasso, l'altra parte va all'ente proprietario delle strade, ovvero la Regione. Per fare un po' di conti in tasca agli enti, dai dati del Ministero dell'Economia e Finanze in Friuli Venezia Giulia nel 2023 le multe hanno fruttato 10 milioni di euro, la maggior parte proprio da rilevazioni di velocità. Di queste sanzioni nel codice della strada c'è sicuramente una parte che viene vincolata a destinazione o per investimenti o per miglioramento delle manutenzioni della viabilità, però c'è anche una parte libera e questa parte libera potrebbe sicuramente creare dei problemi sulla tenuta degli equilibri di bilancio.